Siamo Andrea e Ruth, abbiamo creato Aula Rustica, è la nostra casa e siamo situati a Vittorio Veneto. Quello che offriamo sono corsi di cucina per persone appassionate di tutte le tipologie di cibo. Siamo un B&B piccola, è un ambiente molto intimo. Infatti tutti i nostri ospiti sono amici, il 95% dei nostri clienti sono persone che ritornano. Abbiamo creato questo nido in mezzo al bosco per stare in famiglia, per ricreare un ambiente salutare, naturale. Tutti scherzano sempre e dicono è la casa della felicità perché il mondo è un po' pazzo a volte e qua abbiamo una nostra piccola bollicina, un po' come il prosecco. Viviamo in una bollicina di felicità dove tutti sono carini uno con l'altro, che penso che è quello che deve essere il mondo. Abbiamo scelto una zona ottimale per quanto riguarda i prodotti, soprattutto il vino. Il Prosecco Valdobbiadene diciamo, ci accompagna da anni. Io sono di Treviso, lei è venuta in Italia nel 2000 e subito si è innamorata del Prosecco. E per noi la cosa più bella del nostro lavoro è che non sembra un lavoro. È il nostro modo di vivere, raccogliamo le cose e non c'è una cosa più bella di quando vedi una persona che sta cucinando, imparando una cosa, diventano quasi come i bambini ancora e questa è bellissima, c'è l'innocenza, la genuinità. Noi offriamo un'esperienza diversa, una connessione col territorio a livello di gastronomico, a livello di prodotti. Non è tanto la cucina come ristorazione, ma è cucina come luogo di dialogo, di condivisione, di esperienza. Il turismo in quest'area è poco sviluppato, non riescono a immaginare proprio la bellezza di questi paesi con le colline, con le vallate che hai giù. Cioè, è verde, è natura pura, ci sono pochi posti che sono ancora perfetti così. Siamo molto fortunati dove viviamo.